Sanità, ambiente, autonomia. Sono i punti cardine della campagna elettorale dell'ex sindaco e medico di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, candidato alla presidenza della Regione Veneto con la lista Resistere Veneto. Un raggruppamento di partiti e associazioni nato, evidenzia Szumski, dal confronto con i cittadini. Abbiamo bisogno delle firme, ma vogliamo le firme dei cittadini, perché sono loro che ci hanno ispirato. Non è che io mi sono autocandidato perché penso di essere un megalomane, è perché c'è un sentire attorno che mi ha spinto a farlo e avremo bisogno, adesso ho centinaia di, dico migliaia di persone che mi dicono quando è che devo firmare, prudono a loro le mani perché vogliono firmare. Partiremo da questa raccolta di firme che sarà la nostra campagna elettorale. Balzato agli onori delle cronache per le sue prese di posizione contro i vaccini anti-Covid, Szumski vuole riportare la sanità al centro. Le liste di attesa non le inventiamo noi, il fatto che si scappi dal pubblico per andare nel privato come operatori, sia colleghi medici ma anche sanitari, è un elemento fondamentale. I reparti sono in sofferenza, io ho qualche amico primario che è tornato vicino alla pensione a fare le guardie perché non c'è il numero sufficiente di medici per garantire la copertura. Su questo dobbiamo cambiare, ci vogliono risorse aggiuntive e allora se si trovano risorse per fare grandi opere noi siamo dell'idea che bisogna prima di tutto trovare risorse per dare risposte ai cittadini. Voi sareste in grado di cambiarla, la sanità? Ma io sono convinto di sì, partendo dalla revisione dell'azienda zero. Poi c'è l'autonomia. Tante chiacchiere per 7 anni, 8 anni ormai tra poco e risultati zero, perché la legge Calderoli è una legge creata così, sbagliando anche l'approccio secondo me, bastava prendere la Costituzione vigente e si ottenevano già qualcuno ha voluto dire porto a casa tutte le 23 competenze e il risultato è stato zero. Consapevole delle difficoltà, il candidato e la sua squadra sono pronti a metterci la faccia per il Veneto e i veneti. Forze diverse che hanno fatto una scelta attorno alla mia persona e io sottolineo questo perché nel passato chi era fuori dal sistema si frammentava, qui invece siamo in tanti assieme, questo è un valore aggiunto, è una risposta nuova rispetto al passato.